Grande sfida, questa qui è una semifinale molto importante tra i ragazzi San Piero, qualificati come prima classificata del proprio girone, dei Wolvers come seconda miglior classificata. Beh, una grande partita, li abbiamo visti durante la fase gironi, due squadre che hanno espresso un ottimo calcio a 5 e poi evidentemente sono i migliori quattro, ragazzi miei, non possiamo che aspettarci una partita fatta di qualità e intensità, questi sono giocatori maturi e quindi evidentemente vedremo belle giocate e anche molta fisicità. Sì, perché sono giunti qui con l'obiettivo, entrambe le formazioni di vincere questo regionale, perché dopo ci sono alcune formazioni che dicono proviamo a vincere e alcune formazioni che dicono non lo vogliamo vincere, è una grande differenza. Sì, sono squadre attrezzate, sono squadre che hanno delle qualità importanti, hanno delle individualità importanti, ma riescono a esprimere anche un collettivo di assoluto interesse. Perfetto, ok, siamo quasi pronti alle battute iniziali. Attenzione, ricordiamo che anche in questo caso semifinale e finale ci sarà sempre un doppio arbitro. Sì. La coppia? Sì. Ok, e inizia a centrocampo, inizia il Wolvers a manovrare molto bene con Drollari, Enea numero 3, mentre numero 5 per quanto riguarda i Wolvers. Una profondità improvvisa, c'è un buon giro palla Wolvers. Il capitano lancia in fondo ma perso un po' nel vuoto. Sì, dopo un giro palla abbastanza scolastico hanno provato la profondità per trovare l'uomo libero in banda. Vediamo un po'. Fase abbastanza con grande attenzione Marco. Attenzione, abbiamo il primo tiro tentato verso la porta dalla parte dei Wolvers, ancora i Wolvers in tenuta di palla. Attenzione, c'è un break improvviso, tiro. Le fasi iniziali sono partite già senza il solito studio fra le due squadre, si è buttato giù la maschera, no? Sì. I Wolves che provano a pigiare sull'acceleratore e la San Piero invece è più abbottonato nel tentativo di arginare forse delle giocate individuali. Palla fra le linee. Ma non va bene. Sì, passano praticamente da un 3-1 a un'interdizione di un 2-2 che prova a sfruttare le palle praticamente fra le due. Il capitano, c'è tentazione personale del capitano e da un tiro. L'esterno difensore, l'esterno sinistro ha chiuso anche abbastanza bene. Sì. Gli lavora un po' di spazio. Grande presa anche del portiere che comunque ha fatto i suoi 3-4 passi per andare anche qui ha fatto una buona lettura e ha dato una discesa all'italiano a recuperare il pallone. Un calcio d'angolo sulla... Ok, abbiamo un movimento, sono posizionati un po' a quadrato. Sì, un 2-2. No, ecco, sbaglia il movimento, non legge bene il servizio. Ecco, bravi. Attenzione, 3 contro 3. Siamo sulla sinistra, di rimorchio ovviamente arriva il numero 7. Lascia Albi. E va fuori. Albi ancora
spinge abbastanza, cerca proprio di far assediare. Cercano di mettere molto movimento, attacco. In realtà il Real San Piero cerca anticipo per provare a ripartire Perché di ripartenza. con la squadra numerica nella ripartenza. Giusto. E ancora in profondità centrale, allarga, ma forse l'attenzione ancora non fa funzionare bene, no? Quando vedono pressione la palla scotta ora. Sì. I punti non sono più importanti, è importante solo un risultato per entrambe. Sì, ormai Non ci sono dentro e fuori. Sì, sono partite secche dove ogni palla ha un valore assoluto. Vedete che queste schermaglie evitano di creare delle ripartenze, quindi preferiscono calciare da posizione defilata piuttosto di incassare una ripartenza che prendere palle, sono palle sanguinose se perse. Sì, perché vediamo che comunque le formazioni sono veramente hanno pochissimo spazio e tempo di pensiero. Hanno alzato un po' il baricentro, se vedete il San Piero ha guadagnato qualche metro, mentre prima difendeva ai 15 metri, ora si è rialzata. Il capitano cerca l'azione personale, ma chiudono molto bene i ragazzi in casacca nera. La palla scotta, vedi che c'è molto ottimismo, cosa che non abbiamo visto durante la fase gironi, no? Dove la percezione dell'errore era meno evidente, qui le giocate sono sempre molto sicure, Sì, e anche l'attenzione in chiede un po' le gambe, ma per un'esperienza tua. sicuro questo, perché pur essendo ancora una semifinale la palla pesa come una finale, né più né meno. E poi arrivati a questo punto, come dicevi tu prima, nessuno vuole accontentarsi. Sì, è libera senza fronzoli. Sì, hai visto che questa liberazione d'area, liberazione di zona, senza troppi fronzoli, no? Probabilmente nei gironi avrebbe tentato. Sì, ha giocato, sì. Giusto, ha resistito un primo attacco, un secondo attacco, ma lo sbilanciato. Devo dire che sono stato sorpreso nel valutare la squadra del San Piero, perché ho visto una squadra molto organizzata, una squadra preparata anche a variare la modalità di gioco, una squadra abbastanza educata da questo punto di vista. Quindi Sì, abbiamo visto anche in alcune immagini delle Final Four che sono sviluppate a Vicenza. Squadra quadrata che non. Sì, squadra quadrata ma che ha delle alternative di gioco, non è monocorde. Non è monocorde, esatto. Riesce a interpretare anche in base agli avversari, però. In base agli avversari, ma anche in base alle fasi di situazioni di gioco, non è praticamente unilaterale. Sì, allora vediamo il movimento. Il portiere però. Sono un po' di occasioni che chiude e legge molto bene. Sì, non mi sembra giovanissimo il portiere, di conseguenza ha molta esperienza nella lettura. Mentre dall'altra parte abbiamo parlato del San Piero, abbiamo visto ovviamente le Final Four che sono fatte a Vicenza, mentre i Wolves è una squadra che per il secondo anno consecutivo a Treviso è bellissimo questo intervento molto bello, che leva le castagne dal fuoco con un leggero tocco, ma le leva. Stavo dicendo, i Wolves sono il secondo anno consecutivo con uno scudetto a Treviso. Ma sono anche due realtà, Antonio, di province molto generose, nel senso che c'è molta competizione e queste squadre anche durante la regular season si devono adattare molto alle condizioni di gioco e alle situazioni di gioco, e evidentemente arrivano a queste finals in maniera molto matura. Ricordiamo che i gironi trevigiani e veneziani e vicentini sono quelli più
numericamente consistenti, e quindi la battaglia è quotidiana in questi gironi, ecco. Sì, ecco che va Una via bella Albin e ha preso il pallone. Forse ha preso il pallone, no? C'è palla e anche un po' gamba, secondo me palla. Sì, forse sì. L'arbitro è vicino, però avrà visto meglio di noi. Allora, secondo me ha preso la palla perché all'attaccante gli è rimasto un po' dietro, Sì. è intervenuto e difatti gli dà il calcio d'angolo. Sì, ma il tackle era anche un po'. È un po' troppo forzato, in un certo senso, vabbè, certo. Comunque era fuori area, Sì. l'immagine. Sì. Tanto siamo già al tramonto del primo tempo, perché siamo già al 10°, entrati al 10° minuto. Poche emozioni. Sì, poche emozioni. Ecco. Attenzione. Partita che si scalda. D'altronde la posta in palio è altissima, i nervi sono un po' scoperti. Ecco qui c'è la trattenuta, non vuole andare via. Sembra di prendere la calma. Sì, è stato quell'attimo, quella tensione dove esplode all'improvviso la guida prima della tempesta, in un certo senso. La punizione ci stava. Assolutamente. Trattenuta. Reiterata. Sì. Doppio arbitro ti vedono, non c'è bisogno di una reazione così, perché il doppio arbitro ti vede per forza. Sì. Grande conclusione, però ha accorciato molto lo spazio. Ha guadagnato lo spazio per il tiro, come si suol dire. Sì, il difensore ha chiuso molto prontamente. Siamo a 30 secondi quasi, un po' di 30 secondi al giro della lancetta del primo tempo. Qui ci sia stato l'intervento, che dice di no, che dice di sì, vedremo. Secondo me la falla anche questa. Sì, certo. Se al limite poi prendi il palla e controllamente il piede è ovvio. È un'azione anche una situazione anche abbastanza pericolosa. È una zona nevralgica, no? Come si vuol dire. Il portiere ha scelto di dare molta densità. Prima sessione di gioco, primo tempo finito, 0-0, poche emozioni, però studio è secondo me il bello. Sì, sicuramente qualcuno dovrà rischiare qualcosina in più.
interviene proprio all'ultimo istante per salvare il proprio portiere. Sì, Marco, le squadre temono lo 0-1, più forte la politica più forte della Pole vince. Rischia qualcosa in più il Wolves, Sì, ok, entro il 9. che spinge con un po' più di frequenza, anche se ripeto, hanno conquistato 2 punizioni verso la fine del primo tempo, e sicuramente è stato più disinvolto l'atteggiamento offensivo dei Wolves, molto più attendista. Attenzione, partono. L'intervento è tecnicamente perfetto, nei tempi giusti, ha preso proprio la palla. Ma anche l'aspetto posturale, no? La direzione del piede era orientato per una palla. Queste sono palle velenose che non devono perdere, nessuna delle squadre deve perdere mai queste palle, perché però recuperano benissimo subito indietro i ragazzi. Attenzione, e questo è un buco, bravo, numero 1 interviene, Casagrande Mattia ha letto anche bene il tempo, può essere anche l'attaccante degli sfuggire un po' un attimino il tempo giusto. Il movimento ancora dei ragazzi in casacca nera della San Piero, che insomma le Wolves tendono un po' più a manovrare un po' più verso il centrocampo, a schiacciare dietro, però nella San Piero si muove molto bene in linea difensiva, proprio in spazi che vogliono il passaggio. Guarda quanta densità mettono e quante persone mettono sui portatori in questo caso, no? Sì. Prima si chiudono molto bene, poi sul controllo magari non efficacissimo mettono subito una pressione di spessore. Ecco, questo qui se l'appoggiava prima era meglio, perché arrivava in rimorchio il numero 5, il numero 3 bravissimo, il numero 3 serve il numero 9 e prova a distanza. Quindi nell'azione precedente il San Piero poteva appoggiare, sì, ma anche in questa occasione c'era molta più efficacia sul secondo palo se si fossero spinti. In realtà c'è molta attenzione a non concedere spazi di ripartenza, no? Preferiscono una conclusione un po' ad occhi chiusi piuttosto di uno scarico secondo palo dove non c'è il secondo uomo, proprio perché l'atteggiamento è molto prudente. Sta gamma che non va col passaggio quello un po' più azzardato, vero? Sì. I Wolves hanno cambiato il portiere, sono venuti in questo gioco con 2 portieri, tutti e 2 primi, tra virgolette. Il numero in casacca bianca chiama il pressing, non è? Sì, sono stati bravi, come hai visto sono usciti da una linea centrale per recuperare la linea bassa e sono usciti dal pressing. Ecco qui lo stop, direi molto bene, ma raddoppio e quindi provoca un calcio d'angolo interessante. Vediamo se c'è qualche idea di schema su quest'angolo. Credo sia brava. L'idea era buona, forte dentro, ma non ci ha creduto. Torniamo al discorso di estrema prudenza che dicevamo prima. Sì. Palla molto lunga e
tantissimo però il tiro del Poggio. Sì, l'ho spostato. Ha spostato sì, col corpo, col fisico. Il fallo ci sta. Sì, sì, sì. C'è tenta il break. I ragazzi di Casacabbianca quasi ci riescono, è bellissimo questo movimento, dai. Forzatamente col passaggio corto, passaggio lungo, forzatamente però ci sono arrivati al tiro. Sono riuscito attraverso una serie di palle sporche a lavorare una palla pulita per la palla nel secondo palo, dove però l'efficacia non è stata assoluta. Ecco, ci prova. Palo, attenzione, e i Wolves stanno cercando la vittoria, adesso forse sono un po' più riscaldati con le gambe? Sì, poi Aliai ha fatto un tiro da biliardo che ha cocciato sul secondo palo, ma una grande giocata, ha tolto il tempo anche di intervento del portiere, che è partito leggermente in ritardo proprio perché ha anticipato il gesto tecnico. Sì, adesso i ragazzi di Casacabbianca spingono molto. Anche con movimenti senza palla, eccolo qua, grande parata, grande risposta del portiere numero 1, grande risposta del San Piero di Tezza Francesco, che veramente ha bloccato, non ha letto in maniera perfetta la traiettoria della palla, però ha coperto molto bene la seconda linea di passaggio. Sì, i Wolves spingono. Sicuramente Wolves protagonisti di questo inizio del secondo tempo, protagonisti, qualche buonissima giocata e qualche bella occasione. E un paio di occasioni sì, quasi a tu per tu in certo senso, vero? Siamo a oltre metà del secondo tempo. Sì, adesso è grande il passaggio, grande il movimento del portiere, il rilancio, il contropiede, sì. Bellissimo, due squadre altissimo livello. In questi 30 secondi abbiamo visto delle belle giocate e anche delle belle letture dei numeri 1. Sì, adesso come si dice la gamba è calda e la chiusura si fa un po' desiderare e le reazioni nascono. Sì, dalla parata di Tezza Francesco se non sbaglio, no? La parata di Casagrande. Di Casagrande è una parata di grande qualità perché quella situazione. Attenzione. Sì, e va dentro. In un'azione ovviamente manovrata, ma per il momento ha lasciato libero il giocatore avversario però grande intuito il capitano dei Wolves che resistente alla situazione del tiro serve al centro, anche se un controllo un po' sporco forse. Ha lavorato una palla sporca, come tu appena detto, una palla sporca, però ha messo un passaggio che ha dato una grande opportunità che è tramontata poi col gol. Direi che per quello che si è visto nei primi 8 minuti del secondo tempo questo vantaggio mi sembra meritato. Sì, perché diciamo è quello che ha deciso di alzare il tono della partita, che sono i ragazzi di Wolves un po' chiusi, adesso sono costretti ad aprirsi adesso, no? È interessante, diventa secondo me molto bella la partita perché non può più giocare a nascondino il San Piero, deve per forza provare, forzare adesso sta provando forzare anche le giocate, no? Cosa che fino adesso è stata molto. E adesso anche la palla, quindi tra virgolette parità di pali, sì. Bellissimo tiro, bellissimo movimento, però a Soggiano ha fatto dei movimenti anche senza palla, Marco. Sì, bravi. Come ti dicevo, ha dovuto gettare la maschera ora, no? Il San Piero che fino adesso ha provato a giocare in ripartenza. Ora deve provare ad avere idee di gioco e di essere ficcante sotto porta perché il tempo purtroppo è tiranno, bravo. Manca un paio di minuti abbondanti alla fine del secondo tempo e secondo me saranno 2 minuti molto intensi. Credo che sia pronto il power play per i ragazzi della San Piero, dovrebbe essere imminente.
ok, perché certo deve recuperare, ecco scatta come hai detto tu, perché adesso gioco con movimento, però questa palla bisogna passarla, perché se giochi in 5 devi farla passare. Questa palla è sbagliata, Sì. non andava assolutamente forzata. No, perché sei in 5 allora devi avere la pazienza di giocare a 5, no? Ok, ancora, con grande pazienza, un movimento. Stanno giocando una sorta di 2-2 con il power play che gioca nel mezzo, che va a cercare le palle appunto fra le linee difensive. Però questi passaggi orizzontali poco convinti a corridoio scuro, chiuso, non va bene. Questa è una palla Buttata via. sì, una palla come dicevamo prima molto rischiosa. Cioè adesso il confronto lo sta decidendo il gol di Muharrem Yardian ed è l'1-1, perché ovviamente parlando, come hai detto tu, sfruttando l'uomo in più. Sì. Ti dicevo che mi aveva ben impressionato il Real San Piero proprio perché è una squadra che riesce a cambiare pelle, lo ha dimostrato, no, in questo. Vediamo un po' il replay, vediamo il tiro da lontano, passa sotto le gambe, passa sotto le gambe del difensore e attenzione, ci sarà un piccolo tocco c'è stato, Diciamo che vediamo qua sul replay. Diciamo che nell'occasione si è fatto trovare in maniera un po' anomala, perché di solito con il portiere in movimento la squadra che difende dà molta densità al centro, e permette molti calci laterali ma non palle centrali, non calci centrali. In realtà si è trovata una palla di 8 metri e da lì ha fatto una buona conclusione. Col difensore molto in ritardo. Sì, che copriva con una gamba sola. Ed anche un attimo prima avevano la palla del 2-0. Sì. I Wolves. Sfruttata male. Ok, laterale, leggermente. Andiamo ragazzi, 1-1 E si va ai calci di rigore. 1-1, termina la partita in estrema parità e subiscono il pareggio, credo un minuto al termine, scarso. Sì. Pagata a caro prezzo l'errore di disimpegno su 1-0. E niente, sembra lotteria dei rigori. Antonio, i rigori per il numero 1 hanno una preparazione, un'interpretazione. Di solito al portiere si chiede di rimanere molto fermo fra i pali e come in questo caso scegliere come dicevi tu. Bravo, ha fatto un'ottima lettura, ha fatto una verifica posturale, il linguaggio del corpo del calciante. E lui ha veramente una posizione fantastica, perché ha tenuto il busto in alto, le mani in alto. Ha fatto un attacco palla di grande sostanza. Vediamo un po'.
siamo in perfetta parità ancora, 0-0 Fantastici. nella sessione dei calci di rigore. Vediamo un po'. Rollari sulla palla, numero 3. La tira perfetta, Esecuzione perfetta, direi. Sì, l'emozione dei ragazzi a centrocampo, l'emozione di fare quel percorso che è il miglio. Attenzione, vediamo il portiere. E qui è in vantaggio. Sì. Allora vediamo. Vantaggio Wolves. Reminardian è quello che ha portato in vantaggi Wolves. Molto concentrato. Però tira moscio. Una palla molto fiacca, una palla lenta, il portiere non si è mosso, non aveva neanche scelto l'angolo, ha strutturato il gesto solo una volta partita la palla, proprio perché la palla era molto lenta. Quindi siamo in. Ok. Momentaneo vantaggio, ma ora siamo in perfetta parità. Sì. Tocca il capitano. 2 rigori a testa sbagliati, sembra, però. Sì. Attenzione. Il capitano poi è arrabbiato con i ragazzi di Wolves. Ragazzi, si tira collo pieno forte, botta, non il piattone inutile in un certo senso. Sì, ma il rigore è un gesto che esula da tutti gli altri, perché c'è un fattore emotivo determinante. Attenzione. Portiere che ha scelto prima del tempo un gesto tecnico, non è esattamente il mio modo di gestire un rigore, credo che sia fondamentale attendere, la porta è piccola, sono 3 metri. Ultimo rigore. Sfonda, questo tira forte, attenzione. E qui o è parità e poi c'è l'oltranza? Sì. O i blancos in questo caso passano. Si torna all'atteggiamento di prima, no? Quando si deve calciare un rigore è tutto semplice per chi guarda, per chi rimane fuori. Un sinistro, un mancino. Lo mette dentro, lo sfigo del portiere, adesso indovinato. Ha fatto una scelta di coprire il terzo di porta più basso, che non sempre paga, in questo caso sono tornate delle monete non incassabili. Percorsa sul tiro e butta dentro, è a filo di palo tra palo e portiere. Sì, un rigore di buona fattura. Può essere che il portiere, in questo caso il numero di Wolves Casagrande, tenda a girarsi sui tiri. Fa sempre la scelta di coprire la parte bassa del campo, la parte bassa della linea di porta, è una scelta, io sono dell'idea che bisogna cercare di coprire più volume di porta possibile. Sì, certo. Partendo dal presupposto che comunque la palla parte dal centro e quindi evidentemente c'è qualche chance di entrare in campo e attaccare. Ha calciato molto bene anche questo, secondo me. Sì. Tiri secchi. Sì. Tira e vedi la palla dentro in porta. Ma vedi Antonio, è evidente che il giocatore parte con un disegno già ben prestabilito, non hanno aspettato il movimento del portiere, hanno calciato in maniera preconcetta. Anche qui si muove, secondo il mio parere regala un'opportunità. Sì. Chi ha il piede educato riesce a sfruttare queste scelte anticipate. Ritorniamo dal primo che ha tirato il giro. Secondo il mio parere devono calciare i portieri, sai? Sì, difatti perché inizia lui e credo che sia tocca il portiere. Devono calciare tutti i giocatori presenti in campo possibile.
forse questo ti risulta che abbia calciato? No, Non era ancora finita la rotazione. C'era molta pressione nel team per questa esecuzione. Calciata molto bene, micidiali questi tiratori, calciata molto bene. Però se hai fatto caso l'ultima serie di rigori che ha subito il portiere dei ragazzi della San Piero, sì. sì, ha sempre scelto la copertura bassa e un po' tutti si sono concentrati sull'ultimo segmento montante traversa. Un po' quasi entrambi, in un certo senso, no? Entrambi i portieri. Questo è il momento del portiere. Sì. Deve cacciare il portiere. Sì. La sfida dei portieri, è bella? Sì. È bello stare da quella parte, poi ritorni di qua e dici ok. Ma vedi che in questo caso c'era un giocatore in rosa che non aveva ancora calciato. Una lunga serie di calci di rigore. E anche in questo caso segmento sull'incrocio montante e traversa, come hai visto, no? Sì, certo. Deve riprendere la serie, se hanno calciato tutti deve riprendere la serie così. Ma credo che i Wolves in casacca bianca abbiano il secondo portiere, quello che ha giocato al primo tempo. Vero, Se non erro toccherebbe a lui tirare. vero. Sì. La sfida all'infinito anche tra i portieri, Marco. Sì. I portieri hanno fatto 7-8 rigori a sbattere una volta per terra, non credo che sia una cosa molto piacevole per il fisico. Marco, tu che ne pensi? Tristezza, Abbiamo assistito anche un rigore velutato. Esatto, silenzioso nel momento del tiro e nel momento della Silente, un rigore silente. Vedo che il numero 7 si confronta Albin col portiere, probabilmente gli chiederà di stare in piedi. Credo che abbia avuto questa percezione come noi. Sì, perché tutti sono alla. Adesso inizia la gabba per davvero perché il giro è finito. Sì. Si ritorna da quello che aveva sbagliato il primo di tempo. Sì, 2 rollari. Anche lui mancino. E questa volta non perdona, bravo. È una sessione infinita.
i nostri ricordi, ti ricordi una semifinale così negli ultimi 3 anni? No, non ricordo. È stata un po' lunga anche quella dei nazionali l'anno scorso, ma non così lunga però. No, questa Ha fatto il giro completo della rosa. sì, non sappiamo dove finisce l'abilità dei giocatori e dove magari arrivano magari decisioni preventive di portieri. Siamo in perfetta parità, però ogni momento potrebbe essere quello decisivo. Avevano iniziato a cacciare i bianchi? Sì. Ok, quindi questo qui può pareggiare, può perdere sicuro, giusto? Già. Siamo siciliati? Sì. Hanno il piede caldo? Sì. Tutti i giocatori dentro il primo rigore sperano di non fare il giro della rosa. Dipende dalla personalità, c'è chi vorrebbe calciarli sempre e chi vorrebbe calciarli mai. L'ha presa con il braccio. Con il braccio. È il capitano che prima giustamente invocava la decisione nel rigore. È stato deciso, ma il portiere è stato. No, è per dire che, Sì. che la decisione è fondamentale, però c'è anche sempre il portiere dall'altra parte. No? Attenzione, non è detto, attenzione, è in corsa lunghissima, forse perché era l'attenzione? E la porta del San Piero, rigori finiti, ok, brave entrambe le squadre, ci sentiamo. L'amarezza è tanta per Certo, certo, no? Ci sentiamo tra un po' per la seconda semifinale. Intanto sarà il San Piero in finale. Giusto.